Siamo in compagnia della dottoressa Cristina Visconti, dermatologa. Ci troviamo sull'unità mobile della LILT a Milano per la settimana nazionale della prevenzione oncologica. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sempre di più si parla di prevenzione, è tanta l'attenzione, è un tema molto caldo, ma quanta prevenzione effettivamente viene fatta e cosa potete dare voi come apporto? Facciamo molta prevenzione, oggi è proprio la giornata di prevenzione in generale per i tumori della pelle, di cui mi occupo, del seno per questa giornata e la prevenzione viene fatta naturalmente con una prima visita del paziente che viene esplorato in tutte le parti, anche sia a livello della cute che a livello delle mucose visibili, degli annessi, anche delle unghie e dei capelli, per andare appunto alla ricerca di patologie tumorali. È importantissima la prevenzione in questo senso, perché in questo modo noi riusciamo a trovare molti tumori che appunto, se tolti preventivamente, salvano la vita dei pazienti. Parlando di numeri, quante visite fate e quanti riuscite ad aiutare? Facciamo tantissime visite, oramai c'è proprio un'attenzione particolare per la pelle, sia da parte delle mamme ma anche delle persone adulte, delle mamme nei confronti dei bambini ma anche gli adulti, gli anziani oramai fanno tante visite di prevenzione perché hanno un po' capito questo concetto di prevenire soprattutto questo tipo di patologia. Ecco, la salute in movimento è uno slogan della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, ma si parla tanto di stile di vita sano, alimentazione corretta. Quanto riusciamo a stare dietro in realtà a tutte queste attenzioni? Riusciamo perché insomma ci sono molte campagne di prevenzione per cui il paziente ha capito come deve comportarsi, soprattutto per quanto riguarda la pelle nei confronti dell'esposizione ai raggi ultravioletti, quindi con protezioni massime, cercando di evitare il sole forte nelle ore centrali della giornata, con un'alimentazione corretta a base di vitamine, di frutta e verdura, che comunque aiutano anche appunto a prevenire un po' tutte le forme patologiche. Ecco, quanto pubblico vi aspettate oggi? Oggi vengono offerte proprio delle diagnosi a tutti i cittadini di Milano e durante la settimana a livello del territorio nazionale tante città potranno avere lo stesso servizio. Sì, ci aspettiamo tantissime visite come sempre, perché è una campagna molto sentita dai milanesi e c'è molta adesione. Ecco, grazie mille allora dottoressa Cristina Visconti. Grazie.